dispiace anche perché non l'abbiamo potuto salutare, come perché non ha parlato con noi. Aveva tutte le persone intorno. Quando avevamo qualche problema era la prima persona che ti saltava in mente. Un pellegrinaggio mesto e silenzioso. In tanti hanno voluto rendere omaggio a Giovanni Zampieri, il titolare della pompa di benzina di via Cattamelata a Padova, che solo 24 ore fa si è tolto la vita lanciandosi dal 10° piano dell'ospedale civile. A ricordarlo sono i familiari, i suoi clienti e amici. Io lo conoscevo fin da quando ero piccolo, quando avevo 7 anni, e l'ho sempre ricordato come una persona disponibile, gentile, e per me qua questa pompa di benzina era diventata un riferimento. In tanti hanno lasciato un mazzo di fiori e biglietti come questo. Addio Gianni, una vita rubata dal lavoro, uno nella tua stessa situazione. Anche il movimento 9 dicembre con un cartello con il tricolore ricorda il benzinaio. Adesso basta con questi suicidi, anche per te Gianni e per il tuo sorriso. Spero di no, ma non sarà l'ultima. Con la crisi che questa categoria sta sopportando, veramente siamo nel fondo, anzi stiamo scavando sotto il fondo. I guadagni proprio non ci sono, le compagnie petrolifere sono assenti e delinquenti, perché comunque non aiutano assolutamente il gestore a fare la concorrenza a quelle che sono attualmente le pompe bianche. Guadagni pochi, qualche volta zero, che non compensano la mancanza di pagamenti, una situazione sempre più critica per la categoria. Noi in 2 anni abbiamo perso il 50% per dire resistiamo perché hai qualcosa ancora da parte, però se aspetti le compagnie o aspetti chi che sia, cioè, sta tranquillo che non c'è nessuno che viene a dirti guarda cambiamo il sistema. L'Ascom organizzerà in settimana un incontro a Padova per dare indicazioni a tutti i gestori e far conoscere i mezzi disponibili e sicuri per cercare di far fronte a situazioni di liquidità sempre più drammatiche. State attenti, fermatevi, non gettate i soldi, non ascoltate le compagnie petrolifere. Almeno la pagnotta di pane prendetevela, cioè state attenti ai soldi perché non basta vendere liti, ma bisogna che i liti rendano almeno qualcosa. Intanto ad Abano, presentata ai carabinieri dall'avvocato Gianmario Balduin, una denuncia per istigazione al suicidio contro il premier Letta e tutto il suo governo e l'ex premier Monti.